Mascherina d'ordinanza, rigoroso rispetto della distanza. Le regole le conoscono e nessuno ha voglia di infrangerle, ma dopo 2 mesi di chiusura a Breganze, una settantina tra commercianti e artigiani dicono no e chiavi dei loro negozi in mano scendono in piazza. Basta attese, si deve tornare al lavoro. Il 1° giugno, una data che per molti potrebbe rappresentare il non ritorno, una protesta pacifica, uniti in uno stretto legame con tutti i colleghi d'Italia a Breganze e in molte piazze della provincia, una protesta che non si ferma. Commercio ed artigianato sono l'anima, il cuore pulsante del nostro meraviglioso centro cittadino. Come sindaco di Breganze non posso che supportare l'iniziativa di protesta delle botteghe di Breganze di ieri sera. A Breganze la richiesta è quella di regole certe da rispettare, di misure da adottare perché tutti si vogliono preparare, ma il gioco deve essere fatto a carte scoperte. I loro negozi altrimenti rischiano di non esistere più. Da cittadini si sono fermati, da cittadini chiedono di ripartire da quella piazza, simbolo di incontro, con vetrine spente e negozi chiusi.